Buongiorno, signor Bartolo. Abbiamo preso lo sfincionello, lo abbiamo staccato a metà. Ma che dizione italiana, complimenti. E quindi come lo riempiamo questo sfincionello? Ora lo farciamo con minze e polmone. Bello. Lo sfincionello all'antica. Ma da dove nasce questa invenzione qua? Questo allora, il paniere con la mizza più che altro è un piatto arabo. Certo. Ma questo qui, lo sfincionello con la mizza, è stato perfezionato e modificato dal palermitano. Perfetto. È il Per dire proprio una cosa pastasa. Ecco, il vero gioiello di Palermo, questo sfoncello chiamiamosi. Infatti noi giovani siamo in pochi a conoscere. Eh sì? Sono Quindi molto più le persone anziane di vecchio stampo che quindi non è una roba nuova, no, non nasce roba adesso. antica. Sfincione munzato. Sfincione Monsanto. E io com'è che l'ho scoperto solo adesso? Perché non sono abbastanza vecchio. Bellissimo. Ah, che delizia. E poi lo consi pure, no? Cioè non è solo... È uno sfincione consato e maritato bello. Formaggio? Formaggio, grazie. Direttamente dal tocco di Bartolo e Franco E lo Vastidaro. mettiamo sopra. Al contrario. Facciamo. Ah, ma ora Pronto sì. per la degustazione. Ora Taglio, sì. Così lo mangi meglio. Guarda. Sì, grazie. Niente, signori, che dire, ringraziamo Bartolo e Franco Vastidaro per questo, venite a gustare. per il vero gioiello di Palermo, lo spincionello consato. Bellissimo.